va a Roberta Boscolo. È perché ho questo piacere di consegnare, io ho visto che è la prima donna a ricevere un Minotauro, quindi Roberta, ecco, è un in primis. La ricercatrice Roberta Boscolo, il premio di il nostro Leodoro è, come dice proprio la targhetta, abbiamo dovuto nasconderla fino all'ultimo. L'abbiamo dovuta nascondere, sì. Ecco, c'è anche la targhetta del contributo che adesso attaccheremo assieme di Banca Fatavina, perché come dicevo all'inizio è proprio Banca Fatavina che da sempre. Patrizia, Roberta, a te. Ormai. Allora, prima cosa, ringrazio tantissimo, è una grande emozione, non so se riuscirò a dire quello che voglio dire. Ringrazio il comitato e anche voglio ringraziare gli altri audienze dell'anno, quest'anno veramente un livello altissimo. Mi rendo conto di essere la prima donna che riceve questo premio e quindi lo dedico a tutte le donne di Chioggia. Sto adesso in questo momento sulle spalle di queste giganti e niente, insomma, e poi di nuovo ringrazio la città e questo senso di appartenenza che è veramente grande e di nuovo voglio dire, domani è la giornata della terra, quindi sostenibilità importante e cerchiamo tutti di fare qualcosa. E amiamo questa nostra città che è anche una città vulnerabile, ma che possiamo veramente cercare di portare questa città, diciamo, ad essere un esempio di sostenibilità, soprattutto con l'aiuto di tutti, cittadini e cittadine, e insieme veramente cercare di portare l'immagine di Chioggia sostenibile nel mondo. Grazie a voi. Molto importante perché anche dalle generazioni bisogna cominciare, soprattutto con le nuove generazioni, e spero di ispirare questo sentimento, questa voglia di fare e anche di aiutare soprattutto le ragazze giovani ad avere un'ambizione nella loro vita, di sperare di sognare e di aspirare in alto. Certo, noi potremo anche sentirti, Roberta, al Festival Biblico, se vuoi magari dare notizia, prossimamente sarà il 20 maggio, sì, un incontro su la Genesi e il diluvio universale, ma io parlerò soprattutto del cambio climatico, di cosa sta succedendo, qual è la situazione del cambio climatico a livello globale e anche a livello locale e che cosa possiamo fare. Cioè, quindi quali sono le cause e quali sono le soluzioni. Importanti le soluzioni soprattutto perché questo ci dà potere di veramente fare qualcosa. Di prevenire e di avere modelli, insomma, giustamente pro natura. La terra nostra è nostra, giusto? Cioè, vivere in armonia certo, con la nostra terra e riuscire comunque a continuare nel nostro sviluppo. Grazie Roberta. Io direi anche magari se il sito può piacere di dire due parole. Due cose velocissime, veramente congratulazioni veramente ai candidati, che sono ovviamente glodiensi dell'anno. Non è stato facile quest'anno, a parte che è il secondo anno per me, quindi diciamo, però veramente è stata una scelta difficile, tutti meritavano.
però diciamo dopo alla fine si è deciso così, insomma. Io volevo, perché è una cosa bella da fare sinceramente, se voleva dire il marito, il figlio anche su, se sono qui, no? C'era giusto? Perché secondo me vedere chi è premiato anche, no? A fianco anche della famiglia, secondo me è un'immagine importante, che dobbiamo vedere immagini di unità, la famiglia è importante per tutto, anche il papà che conosco. Bene. Anche il papà di Roberto. Perché è giusto a fianco di una grande donna, no? Adesso visto che non c'è il grande uomo, ecco, c'è sempre ovviamente un grande uomo che la accompagna, insomma, che la sostiene, perché non si arriva a certi risultati così per caso, per fortuna, tutti meritati. Ecco, un premio da tiene lei, bellissimo.